Vicenza e complessivamente anche il Veneto con l'indice di incidenza più basso di morti sul lavoro dall'inizio dell'anno e quanto emerge dall'analisi periodica appena pubblicata dall'Osservatorio Vega di Mestre che analizza i dati provinciali del primo semestre 2024. Una buona notizia rispetto al passato che vedeva la provincia iberica spesso tra i vertici delle classifiche. L'attività manifatturiera è il settore più colpito dagli infortuni in regione e seguono le costruzioni, il commercio, i trasporti e la sanità. In Veneto quest'anno sono state 28 le vittime contro le 42 del 2023, 17 hanno perso la vita nel luogo di lavoro, 11 in itinere. In testa Verona con 10 casi, in coda Belluno e appunto Vicenza con 1. Complessivamente calano i decessi rispetto allo scorso anno del 33%, 14 decessi in meno, ma calano leggermente anche le denunce di infortunio, complessivamente dello 0,5%, 6.808 quelle presentate dai lavoratori vicentini, in seconda posizione in regione dopo le 6.870 di Verona. A fine giugno il rischio di infortunio mortale in Veneto, l'indice di 7,6 morte per milione di occupati, è meno della metà della media nazionale, pari al 15,4. Tranne la provincia di Venezia, tutte le province venete sono in zona bianca, Vicenza penultima con incidenza di 2,6.